Buongiorno, buongiorno con il buon Piero Sagan e gli amici versione gruppo mattinieri a Trieste. Vi abbiamo risparmiato tutta la sbattata sulla costiera contro vento per arrivare fino a qua, perché da qua parte il vero giro. Ecco, andiamo su direzione Opicina per via Milano e niente, volevo far volare il drone qua in Piazza Unità, ma c'è troppo vento, quindi anche troppo freddo, quindi non ci fermiamo, andiamo via diretti, direzione Opicina. Si va. Prima o poi faremo anche quella lì, non oggi, troppo vento. Direzione Opicina, bellissimo. Wow. Oggi tutto sto vento merita solo più panorama. Solo qua. Che giro abbiamo dopo, Meteo? Non lo so, adesso vedremo. Che giornata! Velocissima pausa banana e pausa barettina per Piero. Buonissimo e della più watt. Più watt, ma non più watt, no, solo il nome. Sì, solo il nome. Ok. Boh, Opicina, vista top, ma pausa velocissima perché fa freddo, c'è aria, c'è del vento oggi. Troppo vento per fare il giro che volevamo fare oggi, quindi facciamo un classico rientro qua a sinistra, un po' protetti. Bene, sulla strada del rientro verso casa, ma poi probabilmente faremo qualche digressione con dislivello in zona San Michele. Puntiamo Sgonicco e giù. Domani MTV? Sì. Andiamo a vedere com'è la situa a Sistiana. Sì, iniziamo a fare un po' di dislivello. Piero fa squat in bici.
Razzò in Coiba. Che spettacolo, bellissimo. Volato, mangiato al classico voletto, seguita una bananina. Adesso rimontiamo in sella, torniamo su e credo che andremo in direzione San Michele. Si va, 61 km per adesso con 500 abbondanti di dislivello. Giornata senza senso, che ve lo dico a fa. Che aria, però un po' meno. Senti che roba. Saliamo da qui, dai lupi, e andiamo in direzione San Michele. Ok, bassa del lago, sotto il San Michele, Polazzo e su per Castelvecchio. Sei pronto? No, sono carico dei fili. Ma siamo tutto giù. Sì, sì, sì. Siamo in località Polazzo, in approccio a Castelvecchio. Scenderemo fino a Fogliano perché il giro di oggi prende una piega epica. Scortiamo il buon Andrea verso un'impresa e qua già metto un po' di musica un po' epica, qualcosa cinematografico, una roba tipo Signore degli Anelli. Esatto, esatto, il Padrino. Andrea deve fare una sfida con i suoi compagni del GoTree Team, correggimi se sbaglio, sulla salita al San Michele da Castelvecchio. Ha un target che noi non dichiareremo perché qualsiasi cosa succede sarà una salita epica, anche se la fa in 46 minuti a piedi. Magari arrivare ultimi, ma con dignità. Con dignità che perderemo dopo 450-500 metri più o meno. Quindi andiamo giù. Dignità che Pierino perderà quando arriva a casa e si beve 15 birre. Dignità alcolica nel tuo caso. Persa dica. Ok, boh, andiamo giù, Castelvecchio, Fogliano, alleggeriamo Andrea da borracce, giacche e cose e facciamo le cose fatte per bene. Oggi in presona. Adesso siamo a 79 con 7,90. Cosa vuoi fare tu? Aspetti qua? No, mi incomincio a camminare. Ok. Scaricarmi qualcosa. Volentieri. Facciamo le cose proprio fatte bene, come i veri amatori ignoranti. Adesso Andrea scarica un po' di peso delle sue tasche a Piero. Qua siamo più o meno a un terzo di salita e Piero comincia ad andare su. Io e Andrea scendiamo, Andrea mi dà ancora alcune delle sue cose e torniamo su a fuoco. Sicuramente non andrò su al ritmo
di Andrea, ma è comunque il momento per una barrettina. Chocolate espresso. Mette un'ansia Andrea con questi freni rumorosi. Ci vediamo su Andrea. Bene, parto. Andrea mi dà 1 minuto di vantaggio, così gli faccio anche un po' da lepre. Lui sicuramente verrà su molto più forte di me. Io vado su così, con margine a 162 battiti, 160, massimo 165. Sì Andrea! Forse non è neanche un brutto pezzo per farmi riprendere, così magari gli do un po' di scia qua. Dai che ti do un po' di scia. Vai qua sullo strappo. Vai. Sì così Andrea, ci vediamo su. Ale. Vena. Grande Andrea, vai su! Faccio più fatica a parlargli che a pedalare. Sì Andrea! Adesso recupero un filo prima dell'ultimo pezzo di salita da San Martino in su. Iniziata la salita, l'ultimo pezzo per San Michele. Ciao, tutto ok? Sì, sto ammazzando professionale. Ah! Questa non l'avevo mai sentita. Sto ammazzando processionarie con la ruota della bici. Se dopo ti capita che per sfiga hai forato. Boh, ok, siamo su. Andrea ha fatto 17:20, tanta roba, 2 minuti a se stesso dell'anno scorso. Siamo tutti ufficialmente stanchi dopo 90 con 1100. Andiamo a casa. Credo che oggi fra Trieste e qua, provincia di Gorizia, avremmo incrociato già almeno 150 bici fra mountain bike e bici da strada.
Ciao Piero! Ciao Piero! Vi dà il metro di quanto sono stanco il fatto che l'ultima clip aveva 10 minuti e 30 secondi. Me ne ero completamente dimenticato. Comunque siamo a fine giro, chiudiamo un 102 in questo momento con 1100 di dislivello, di tutto rispetto. Grande impresa di Andrea che a fine marzo, metà marzo, toglie 2 minuti a se stesso sulla salita. Ottimo allenamento oggi, ottima giornata. Sono finito, non ho anche più parole. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, fate tutte le robe che già sapete. Ciao!